su una pista su cui non ho mai girato. Cazzo! Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo appuntamento con il campionato amici del Kart Triveneto. Siamo a metà stagione, giro di boa con questa gara, mi trovo infatti in quel di Pomposa per il sesto appuntamento da calendario, quinto la prova dei fatti, come ben saprete la seconda tappa è stata rinviata a fine ottobre, mi raccomando, per cui appuntamento in quel del Pordenone Kart Indoor. Dopo questa gara ci sarà una bella pausa estiva, ci rivedremo a settembre con la tappa di Jesolo, Endurance e la B-Karting, come ho detto prima tappa a Pordenone, per poi avere il rush finale al Vicenza Kart Indoor a novembre e a dicembre ritornare in quella della B-Karting per l'assegnazione dei titoli. Ma concentriamoci sulla gara di oggi, su una pista su cui non ho mai girato, ho visto solamente da fuori qualche anno fa in veste di filmmaker, per cui ho dovuto studiare veramente tanto i vari onboard, la piantina della pista, per cercare di capire quali sono le traiettorie migliori per cercare comunque di puntare a un buon risultato. Per quanto riguarda la classifica, sono nella top 10 per quanto riguarda la generale, sembra incredibile a dirsi, mentre il mio vero obiettivo, che ho sempre dichiarato ed era la classifica over 80, dopo la gara sfortunata di Lignano mi ha visto retrocedere in seconda posizione ma a un punto dal leader, per cui è ancora tutto apertissimo. Oggi correrò nella Gold ancora, per cui mi confermo alla grandissima. Il vero spettacolo sarà però nella Bronze 2, perché ci sarà mezzo mondiale Solid World Series che correrà, perché sono delle wildcard veramente di calibro importantissimo. Forma di gara saranno 10 minuti di qualifiche più 11 giri di gara. Voglio sperimentare la doppia camera come ho fatto a Lignano, ovviamente sistemando quel piccolo difetto che c'era in quell'occasione. Per cui adesso mi cambio a volo, anche se come vedete sono già bello che pronto, per poi andare a vedere che aria tira in pista. Ma a cambiare le carte in tavola, come vedete, è arrivato il classico temporale estivo. Già non ho mai girato qui a Pomposa, se poi ci mettiamo pure il mio scarso feeling sull'acqua, capirete che le prospettive per oggi non sono delle più positive. Il lato positivo della cosa è il fatto di pesare qualche chilo in più, può essere un vantaggio in queste condizioni. Per cui pronti via, devo subito sparare il giro buono prima che la pioggia aumenti.
scivola qua. A sensazione mi sa che questo mio primo giro sarà quello buono, perché la pista si sta bagnando sempre di più, nonostante la pioggia rimanga costante. E sto correndo dei rischi pur di cercare il limite, come in questo caso. Come vedete, arrivare lungo in frenata e finire a campi è un attimo in queste condizioni. Ok, dopo questa bella scorpacciata di rally per i prati di Pomposa, credo di aver capito bene o male come girare, per cui provo a spingere di più. Sto cercando di sfruttare ogni centimetro di pista non gommata, inclusi gli spazi esterni in asfalto. Tutto per cercare di trovare il grip ottimale, che in queste condizioni è merce rara. Sono un idiota! Perché guido così per avanti se piove e ho problemi di trazione? Peso 88 kg, Cristo Dio! Attenzione, folgorazione di vide in quel di Pomposa. Effettivamente caricare più il posteriore potrebbe essere un'idea per la gara. Mamma, stare un po' più indietro! Ok, ultimo minuto di qualifiche, per cui ultimo giro utile. Ma decido di non sfruttarlo per farmi da parte e dare spazio agli altri. Mi faccio questi ultimi 2 giri con calma per capire le condizioni della pista, se stanno peggiorando o meno. Condizioni difficili e di sicuro non le mie preferite, visto che ho girato veramente poco sul bagnato. Non so come siano andate le qualifiche, ma ho il presentimento che non siano state molto positive. Io sono troppo avanti, mi sa. Ho caricato troppo l'anteriore. Presentimento confermato dalla 16ª posizione in griglia di partenza, con addirittura il mio best lap fatto appena uscito dai box. So già che sarà una gara a chi farà meno errori, per cui preparatevi perché mi giocherò il tutto per rimontare.